Che episodio è? Innanzitutto mi dice come che si chiama come si chiama? Cavaliere Guglielmo, classe? 16. 1916. Siamo il 23 marzo 1988. Ti ricordi? Che a volta? Sì. C'è paura, come che... Sei venuto... I fascisti? Oh, la cosa era una mattina? Una mattina, alle 4 della mattina. Alle 4 mattina i vigni. Dopo che si sentimo? No, alle 4 mattina i vigni qua e mi ha fatto venire basta tutti del letto. E mi ha messo in mezzo il cortile. In quanti eri sti 52 era fascisti, ma in tutti quanti noi qua, perché che altri si è fermato sulla strada qui, muy di schiavone. Chi si schiavone? A Fornata schiavone una volta. Ieri andati a passare per le atolli, ora? Mi ha tolto sui muri e i rimorchi che ha montato noi per qua. E dopo... E perché lì sai in fondo? Perché non era strada, era trodo. Non era strada, adesso c'è la strada, ma prima era un passaggio a pedoni suoi per venire dentro qua. E se no che qui è la strada noi altri. Qui era per una sciavania per là. Qui era la nostra strada. E ora sai muy caretti là, e un po' di uomini a casa. Un po' di uomini a sé. E qua quanti che ne sarà venuti? Saranno venuti una trentina. Aspetta, 25-30, sì, sarà stata una 25-30 in tutti quanti. So che mi ha portato un sacco di pan biscottato, un po' di cereali e gli ho messo da mangiare. E dove sei messo a mangiare? Là in mezzo al cortile. Ah, qua davanti proprio? Non so che a casa qua, che a villa, che stai messo a villa no altri prima, perché era una casa antica, era una casa contadini, compagni qui, e dopo gli era rifata, no. E su che famiglia dipendevi? Da chi era il padrone di questa casa? No, altri cavalieri. Ah, eri proprio il padrone altri? No, io ero in affitto, no altri. Di chi era il padrone? Era uno da Lazzarini, del Ponte dei Piave. Ho capito. Quello... Che fa fontane. Ah, ho capito. E quanti campi lavoravi, per curiosità? No, di tutta questa terra qua, 15 campi era. E una famiglia di quanti eri, Valtteri? In 17 ieri. Pare, mare? Pare, mare, fioi, fratelli, freo, sposai, tutto, insomma, era una bella squadra ieri. E che mattina è? Che era il 18 aprile, ho visto il 45. Il 45, sì. Quanti eri in casa, Valtteri? No, andiamo tutti 5 fratelli, 4 fratelli, tutti 5 fratelli, dopo eri sposi e femmine, insomma, in mezzo al cortile tutti quanti mi caparano. E era grandetto però come fratello? Chi me? Io, che aveva già 20... Io era il signor Caden Covescente Maiano che pesava 48 kg, ostia. Dove eri stato? In Albania. E cosa che hai detto che hai visto con casa? In che condizioni qua? Mi ha mandato onde che io mi ha detto pesava 48 kg, mi ha detto che era ormai triste, morto in piedi, orco Dio vedo. Mica sospettava che magari fosse anche io uno... No, niente, ma io lo lascia stare, insomma. Mi lascia stare tutti noi di singoli, mi lascia stare tutti qua. Erano tutti grandetti sti fratelli? Ostia, mio fratello Boro Boccia è del 14, mi sono del 16, che altro è del 25, che altro è del 20 e Bruno è del 30. Siamo tutti... Come altri non aveva fatto niente? Niente, Bruno era piccolino magari, veramente. Bruno era piccolo. Però siete andati dentro Torse in Caneva? In Caneva, una masteata di vino, con un masteone grande di vino, una pignata insomma. E lei si è tolto i goti, là che mi cereali piccai, si è tagliato i cereali, io ho tirato il sacco di pan che avevo di scorta biscottà e si va a portare via. E io ho fatto parte di mangiare in mezzo al cortile e via. Dopo che io ho avuto 3 occhi in mezzo al cortile, si è messo a sparare agli occhi, io mi buttavo a parare agli occhi. E dopo si è partito, andai per qua. Un pochi, che altri si tornai in Rio e là io ho dato fuoco a casa, qui del Bergo, l'ultima casa in fondo, là. E dopo si tornai in Rio, era mio povero padre, e Bruno mio fratello piccolo, che ha toccato a menare le bestie, le sue ore a San Michele, dei fascisti. E anche le vostre? No, non ha di noi le bestie, non mi ha toccato le bestie. E perché proprio qui a Bergamo gli ha usato? Perché sospettava... Suoi collaboratori? Che era sti partigiani. Ma che ieri o non che ieri? Era camminare notte su e giù, noi sentimmo che camminare notte su e giù, ostia. Ma cosa facevi sti partigiani? Facevi del male, facevi mai grassi, facevi del bene, cosa facevi? Qua faceva del bene per modi, perché non mi ha mai fatto niente. Non mi ha mai fatto niente. Io camminavo in su e giù, di notte, sempre di notte. E non lo sapevo perché era il trodo, ieri in staia o in letto, non so, sentivo i cani che sbagliavano. E dico, i giorni che cammina e non mi coraggio una fora, perché in quei momenti era così, io non mi adesso che sia sta come adesso, e adesso magari si vede paura anche adesso. Sì, ma ora era paura proprio.
Era stavi quieti a casa e Quieti a casa. là probabilmente che aveva un incontro, un punto di incontro. Sì, che spia calato. Ho capito. Spia calato. Ma ieri operato, perché adesso non è che fosse tanto favorevole ai partigiani. Poco. E ora invece che a casa, ieri operai, ieri lavorai? I uomini, i dottorati vecchi famiglia, era via soldati tutti, era a casa di vecchi su e invece e basta, un fratello piccolo, come Bruno. E ora come mai chi andava? No, perché si approfittavano. Ho capito. Appunto perché... Tutto questo. E comunque insomma, i cacciapaste vacche, E vacche, i cacciamava altri tosati mio qua. papà. Ah, suo papà. E Bruno. Quante vacche ieri? Era 15, 14, 15 bestie. E dopo che c'è poi vecchio, io parto dalla strada di fondo in là, e io ho detto, vieni qua a aiutarmi per davanti le bestie. Era mio papà davanti a quei cavalli a carretta. E questo vecchio e Bruno mi parava per la drio, come il piede, fin San Michele. E dopo ieri stai qua con sto tosato ora. Tanto le vacche sono andate avanti. E il tosato? Io avevo paio lì. Come sei stato? No, dopo. Gli altri qua restano nati pochi, no, col comandante e a cosa è a potente da Gaio. È potente da Gaio. Quando gli stai qua, ostia di Dio e gli dice a sto tosato quel pane biscottato di mamma e papà, vedo adesso per fiori. E una fita di 6 anni, io gli va alla montagna, si è voltato così per la montagna, e là sta una scarica, in 7 gli ha dato una scarica di mitra. E dopo io così un'intera driolara dell'intera, non vicino a un che occupa. Io sono andato con la pistola, ho dato un colpo di grazia e butta fuori l'occhio. Basta. E si ricorda ancora come adesso? Come adesso, perché ieri muoiamo, ostia che guardai un sacramento, non era mia fuori a sconti. Quando gli tornai in Dio a rimanere un po', gli tornai quei bestie a parlare con mio papà. E a dire tornare in Dio, non ha detto ormai che a dire andai via da qualche che a l'uomo e tutto. E tornai in Dio a cantando. E noi siamo sconto di l'ardere da Dio a casa, Dio l'ardere basso chieti, ieri non fingi di passare in aia, basta. E il loro papà, quando che ieri sono andate via con le vacche ora? No, un po' chi se ne hai parte te. Intanto che altri erano andati con le vacche? Chi ne hai le vacche fa restiamento, perché faceva restiamenti in quei momenti. E lei che ha trovato chi 7-8 che stai qua, quel capitano che era il comandante. Perché se restai qua con le vacche? Che ha di lei che abusai, che portare via. Io perché le vacche parlai via. Era d'accordo insomma, già in partenza? Pochi che stai fermi in strada. Mesi di venire qua, e mesi se ne hai le vacche abusai. E che ha di mesi tornai. E chi ha il rastreai, che ha detto che ha fatto questo rastreamento, non che ha trovato nessuno? No. Torturato qua, io ho tornato qua, ma ci va una via la casai però. Ah, lo vedo io. Ci va una via ora. E come mai lo ha portato qua? Non so di come mai ha portato qua, io l'ho portato insomma, io ero insieme con lui, se vedevamo sto tosato romaso, quieto, con la testa bassa così, poi canto si alza per capello. E cosa dicevi? Niente, no, non so mai da visto. No, io tasia sempre. Tasia sempre. Si aspettava forse? Ma mi penso di sì. E dopo chi si veniva a Tollo, questo usato? Veniva a Tollo, so padre Rossetto veniva a Tollo, e nadai miccio, nadai nobie. Ah, nobie, sì. Nadai nobie quel cavallo griso. Non lo so. No, tutti lo sono qua, anche come te, insomma. È morto anche nadai? No, è ancora vivo. Era ancora vivo. E si veniva a Tollo dopo quanto ora? Dopo un ore. E detto, torna in Dio e ti vedo il boccia, torna in Dio perché sennò te sparemo io. E ora torna in Dio, quando ho visto che non vi era più nessuno, in Dio e prede in Dio a casa e telefonando so come, e io in 14. È andato uno dei vostri fratelli a dire che io... Io sì. Poi ti vedo il boccia perché non ha di non camminare. È tutto questo. E si veniva al prete dopo ora? No. Io il prete vedo non mi hanno qua, non si ora. Se veniva a Tollo questo cavallo? Questo cavallo a careta, da suste del nadai nobie, quel cavallo griso, il cavallo griso. E chi aiutava a metterlo su? No, altri lì, anche suo fratello, Rino. Ah, capito. Il suo nome è Rino Rossetto. Sì, no. A Rina era una creatura. Rino è questo qua che c'era con mio padre. Guerrino. Non mi ricordo il nome, comunque. Sì, che lavorava in provincia. proprio lui, no? Ho capito.
E il capitano chi era di sti fascisti? Chi era? No. Non lo sapevi? Guarda, Era gente del posto qua? O? No, dopo mi ha detto che era potente da Gaio, che ha dato il colpo di grazia. Ah, E ok. basta. Potente cosa che aveva nome? Boh. Non so. Famosa potente. Potente da Gaio che stava vicino a Crosera, a Pannardesi, la casa grande a 3 piani, sempre mi ricordo. E come mai che si aveva messo In così? fascistia. Come mai che Chiadi si è messo di partigiani? Non ti fa compagno. Insomma, gli era anni duri ora qui. Beh, gli arduriti sì, gli irani non si fidano mia una paestrada, cioè, porco di Dio vedo. E che dopo siamo andati a lavorare con i fossi anticaro, con i cavalli, e siamo venuti a casa, Tony Orensini, non so se conosci, è da consiglio qua, e gli era montato i piedi a Dio della mecareta così da Susten, gli ha montato, e vede 4 tratei così, che veniva fuori a San Michele, prima di arrivare a Santea, le volte di Scilla. E io ho fatto, Madonna Dio, io così, sparando, Madonna Dio, mi ha toccato a fermare il cavallo. Io ho fatto salta base, gli ho dato 4 papine sul muro, aiuto, Tutti te? tratei, Perché? perché gli ha fatto così. Ma era il posto che era un pochettino. Che era un pochettino non te puoi particolare. mica fare passi, sai, io dico, non te puoi mica fare passi, non te puoi mica fare niente. Cioè. E vate che avevi fatto la guerra, veni a casa e trovi questa situazione qua, cosa che avevo detto? Questo è dire, passa su e sta quieti. Quindi quando che sono in casa della guerra, no. Sono stato 2 anni sempre in osservazione a Venezia, in ospedale militare a Venezia, dopo mi hanno mandato a Padova. A Padova mi ha fatto idoneo che va il corpo. Il corpo che sono in casa, lo stile di io vedo, Cosa eri di io alpini, di artiglieria montagna, terza divisione di Giulia. in Albania? In Albania, in Grecia, in Russia, dopo che le specie tutte. Anche in Russia sei stato? No, i confini della Grecia, dopo mi sono mai segnato fuori alle frite, la sera mattina mi sono cattato con il mangiove così, tutto sgonfo, infilato come un boion porco di viso e tutto, gambe, neanche scarpe, calzetti, niente, mio trombettiere. Ma che mi visto, mi dice il capitano di Spettelli, la congedenza i camion degli albanesi, che porta il primo ospedale da campo che cata per la strada e mi ha portato a Scuteri, a Burelli anzi. A Burelli mi ha portato a sera, la mattina che mi ho corso questi camion degli albanesi, mi ha portato a sera. E là ho visto che non aveva niente da fare, mi ha portato a Scuteri. Scuteri mi ha già desnudato completamente, mi ha fatto tutti i sassi per la vita. Tutti tagliati così. E due infermieri, due soldati era infermieria, che mi struccavano così, veniva fuori all'acqua e c'era una piscina di acqua sotto. E là sono stati 6 mesi senza mai mangiare niente. Un quarto di latte condensato il giorno solo. Per squadro che 48 kg. 48 kg pesava io, fiore mio signor casa. Che mese sei venuto a casa? Il 27 settembre tirava su uva. De settembre. che anno? 41, non mi ricordo più, 41, 41 proprio. Gli era appena scominciato o era se vuol dire? Sì, perché io ero un anno che io in Albania su. E dopo è stata sempre insomma. Dopo sono staccata sempre, quando sono a Padova che mi ha fatto idoneo, no. E vengo a casa qua, sono qua a casa, mi vedi i carabinieri di avanti, mi sono scontro, mi porta a mare, di che mi sono presentato a Padova. Io mando i carabinieri, mi manda ai cavalli con gli mi dice, io sono qua. No, mi male che ha detto, se che presenta a Padova, che ha detto no. Qui che ha detto che è a Padova, mi c'ha per supina che è io, veste me parti via Padova di detto no. E adesso nati 15 giorni a Padova, mi ha detto nati 2 mesi come assente no. E dopo 2 mesi, poi 2 mesi, finché non ha finito era baitona. Poi però hai trovato movimento qua, insomma, questi partigiani. Ma e altri tosati qua, dopo l'8 settembre, ad esempio, perché i guys venivano fuori dopo l'8 settembre? Sì. Cosa dicevi gli altri, insomma? Paura che no? Ma che era qualche dunque che vi diceva, venivi a Ruoleve, non so? No. Nessuno aveva mai fatto niente, insomma? No. Tranne sto fatto qua, insomma? Sì, tranne sto fatto. No, ha detto 2 fatti nostri e richiedi che stavamo, più sconti che stavamo meglio era.